iniziamo con Damiano Avondoglia di Rimagren, perché idealmente è bello iniziare a partire dal seme, no? Dalla genetica, e è una considerazione che vorrei fare con te, Damiano, sentire il tuo parere, è legato al fatto che le annate come queste sicuramente aiutano, no? Chi fa breeding o comunque chi fa selezione a individuare quelle varietà che si comportano meglio di altre o peggio di altre. No? Non c'è dubbio però che il lavoro della genetica dei prossimi anni sarà quello di individuare le varietà di frumento che siano in qualche modo in grado di mitigare questi due estremi, no? Cioè da una parte l'eccesso idrico che può avvenire, come dall'altra invece anche le problematiche di siccità. Voi state lavorando in questo senso? Buongiorno a tutti, si sente? Buongiorno a tutti, grazie, benvenuti a tutti. Sono Damiano Avondoglia, lavoro per l'Imagren, mi occupo di sviluppo di cereale a paglia, quindi delle culture che hai appena accennato. E la grande sfida delle società di breeding del futuro è proprio questa, cioè quella del continuo miglioramento genetico. Questo è un lavoro che si fa e si è sempre fatto, che ultimamente, devo dire, sta decisamente migliorando grazie anche alle nuove tecnologie, soprattutto al genotyping, quindi a capire il nostro patrimonio genetico delle nostre linee. Questo ci serve non tanto per accorciare i tempi che ci servono per avere una varietà, che pressoché sono sempre i soliti, cioè gli 8-10 anni sono questi. Però riusciamo, dopo i primi 2-3 anni di selezione, che è quella soprattutto ed esclusivamente visiva, legata all'occhio, eventualmente alla tolleranza delle malattie piuttosto che altro, poi a fare invece un'analisi genetica, che è quella che ci consente in un anno molto veloce di scremare e di arrivare a quello che è il nostro target. Grazie a queste analisi e alle informazioni che noi precedentemente mettiamo dentro un sistema, riusciamo a capire, quando andiamo a seminare le generazioni successive, se quelle linee hanno già una resistenza piuttosto che un'altra. Questo per quanto riguarda le malattie. Questo è un lavoro che si sta facendo soprattutto negli ultimi 5 anni, ma vi porto un esempio semplicissimo, dati di Arvalis, quindi pubblicazioni francesi molto importante. Se oggi noi andiamo a vedere un esempio su tutti, la Septoria, 10 anni fa le varietà iscritte erano suscettibili alla Septoria circa il 50%, oggi siamo con le varietà che sono quasi resistenti all'80%, quindi si fa molto. Si è fatto molto, questo per tutte le malattie. L'altra frontiera nuova è l'estremo, quindi è la siccità, sul quale c'è difficoltà a vedere a individuare queste linee. Quindi anche in questo caso ci sono progetti legati all'introduzione di geni particolari di varietà di frumento che abbiano resistenza allo stress idrico. Il problema diventa dove provarle. Quindi sta cambiando anche cioè il classico campo che si faceva e che si fa ancora, viene per questo aspetto sostituito a campi sperimentali dove si estremizzano queste cose, quindi serre al coperto, dove si manda la pianta in stress, oppure cercare paesi che soffrono la siccità, ma capite che lo spostamento diventa difficile. Quindi la nuova frontiera anche della parte siccitosa è un argomento importante e la conseguenza sarà fare prove di post controllo delle varietà che vanno iscritto anche sotto questi aspetti, che sono delle cose che finora non abbiamo preso in considerazione. Parliamo quindi di difesa dalle malerbe. Allora, quest'anno come è andata, come sta andando, e se hai qualche raccomandazione da dare magari per la prossima annata. Allora, grazie dell'invito, non poteva essere due perché abbiamo tanti prodotti da lanciare, quindi ci dobbiamo dividere, ne abbiamo troppo. No, a parte le battute. Campagna difficile, campagna impegnativa, spaccata in due, no? Abbiamo detto, siccità al sud e troppa pioggia al nord, tranne alcuni areali come questi, forse così, un po' più fortunati, ma in questi casi sappiamo che se vogliamo produrre bene, qui stiamo parlando di produzioni di qualità, produzioni che poi devono portare a una elevata produzione ad ettaro, qualità monitorie che consentano poi l'utilizzo di questa granella per fare pasta, per fare pane, per fare la birra, per fare tutto quello che andiamo a fare nell'agroalimentare, che è il simbolo del Made in Italy. Se vogliamo arrivare lì partiamo da una buona genetica, abbiamo bisogno di nuove varietà, ma poi le dobbiamo curare e quindi Corteva è qui per proteggerle e difenderle. Se dobbiamo fare una buona produzione dobbiamo riservare bene,
Questo è una cosa, un messaggio che mi sento di dare a tutta la filiera e anche all'opinione pubblica. Se vogliamo continuare a fare grano in Italia abbiamo bisogno di produrre, per produrre bene dobbiamo diserbare bene, dobbiamo controllare le infestanti. Oggi noi sappiamo dagli ultimi studi scientifici che le infestanti fanno danni, fanno produrre meno e fanno perdere in qualità, e oggi controllare le infestanti è sempre più difficile, non è così semplice come 10 anni fa, 20 anni fa. Faccio un esempio: il papavero, questo fiorellino rosso bello che teneva i campi di grano, fino a 10-20 anni fa non era un problema per la produzione agricola, oggi è un problema. Dobbiamo avere nuove soluzioni, nuovi erbicidi che vanno lì, come l'oietto resistente, come la senape. Abbiamo sempre più problemi e abbiamo sfide economiche sempre più complicate, e quindi abbiamo bisogno di innovazione, abbiamo bisogno di nuovi prodotti. Qui in questi areali abbiamo visto Zipa, ad esempio, che è una recente introduzione di Corteva, che è un erbicida efficace, molto efficace, soprattutto sugli infestanti resistenti, ma è anche veloce. Dobbiamo controllare le infestanti, ma anche velocemente, e dobbiamo togliere subito. È molto selettivo perché le varietà devono produrre, devono continuare a fare il loro lavoro, non devono risentire del diserbo. E qui i diserbi Corteva sono tra i più selettivi. Abbiamo bisogno di prodotti da filiera, facciamo filiera, vogliamo grano made in Italy, che l'industria richiede. L'industria oggi vuole grano made in Italy, quindi noi lo dobbiamo fare bene e tanto, perché il mercato c'è, è lì che, non dico che aspetta noi, ma ci vuole. Quindi abbiamo bisogno di fare un'ottima produzione. Zipa e i nostri gramicidi, Floramix, Senior, consentono questo. Si diserba bene, il grano non risente del diserbo, si fa più produzione, si fa qualità, proteggendo l'ambiente e l'uomo. Quindi Corteva è al fianco dei cerealicoltori per aumentare le performance produttive, questo è il messaggio. Ultimo messaggio che vi do: continuiamo ad investire, abbiamo altre molecole che rientrano sempre nei sacri crismi della legislazione europea e italiana, per il massimo rispetto dell'uomo e dell'ambiente, ma per andare a risolvere i nuovi problemi. Il loietto, la senape, il papavero, il gallo, abbiamo sempre più infestanti, sono sempre più invasive, sono sempre più dannose, ma non abbiamo paura. Se lavoriamo insieme, facciamo ricerca, le possiamo risolvere. Grazie, prego. E ringrazio anch'io dell'invito, ovviamente, e mi unisco a Mirko senza ripetermi, usando un esempio molto veloce. Quando presentiamo le soluzioni di Corteva spesso arriviamo a parlare di difesa e difesa dalle malattie fungine. Uso l'escamotage della maratona. Produrre grano di qualità è un po' come intraprendere una maratona, no? Partiamo, scegliamo la giusta varietà, scegliamo i giusti piani di difesa dalle infestanti, ovviamente, predisponiamo la coltura alla migliore espressione del suo potenziale genetico, ma se ci possiamo portare a casa qualcosa da queste ultime 2 annate è che effettivamente la difesa anche dalle patologie fungine, specialmente quelle legate all'apparato fogliare, non è più un'opzione. Diventa fondamentale scegliere il giusto piano di difesa e, anche guardando all'ottica di questa campagna che si sta avviando alla conclusione, anche il timing giusto di applicazione dei prodotti. Quest'anno, diciamo, dopo tanti anni si è capito bene che anche applicazioni che su cereali tendono a seguire un po' i criteri del calendario di difesa non sono più sostenibili. Non sono più sostenibili perché ci mancano comunque soluzioni. Siamo di fronte ormai da 2 decenni di continua revisione, no, del panorama fitoiatrico a disposizione, quindi le armi che abbiamo dobbiamo farle durare il più possibile e dobbiamo metterle nella condizione di performare al meglio. Insieme a Mirko stiamo lavorando come Corteva Italia da ormai diversi anni a diverse soluzioni. Noi siamo arrivati da ormai 2 anni con un nuovo principio attivo appunto fungicida volto alla protezione delle principali malattie fogliari del grano, il nome è Inatrec Active, e lo scopo non è tanto quello di sviluppare una soluzione che vada a tappare qualsiasi falla, nonostante noi poi sviluppiamo i prodotti misurati e a mo' di sarto per l'areale italiano, ma è dare appunto nuove soluzioni per produrre granello di qualità e per permettere appunto un'agricoltura sostenibile che, per quanto riguarda il nostro piccolo tassello, no, del mondo degli agrofarmaci, è preservare l'attività di tutte le molecole, e in questo, no, in chiave di gestione dei fungicidi attualmente in commercio, un nuovo meccanismo d'azione ovviamente porta
porta la ventata d'aria fresca da questo punto di vista. Restiamo nel discorso difesa di Diserbo con Federico Casagrandi, quindi insomma, la domanda è molto simile, una considerazione sull'annata, sulla difesa quindi e sul Diserbo e le offerte, le proposte di casa. Prego. Certo. Buongiorno a tutti, io sono Federico Casagrandi, mi occupo per Syngenta della parte tecnica delle colture estensive. Quest'anno è un anno, diciamo, si dice sempre che ogni annata è diversa da quella precedente, diciamo, ci ripetiamo ogni anno, però inevitabilmente siamo sempre, insomma, è sempre confermato questo principio. Quest'anno il Diserbo diciamo, ha avuto diciamo, seguire quelli che sono gli andamenti meteorologici, quindi le piogge hanno sicuramente fatto da padrona, siamo riusciti a intervenire il prima possibile, prima delle piogge, poi quando è iniziato diciamo, il periodo un po' più complicato abbiamo dovuto attendere, abbiamo dovuto aspettare, siamo dovuti intervenire anche in alcuni casi in situazioni limite, con infestanti molto in fase avanzata, e questo diciamo, ha messo a dura prova molti principi attivi. Per quanto riguarda appunto Syngenta, noi dal prossimo anno, per avvicinarci sempre di più a quelle che sono delle tematiche che faranno da padrone il Diserbo, che sono prevalentemente quelle già citate dal collega di Corteva, Guarise, le tematiche delle resistenze. Le resistenze saranno la nuova sfida del Diserbo, saranno la nuova sfida e sarà importante fare capire agli agricoltori che non basterà il solo Diserbo per riuscire a venirne fuori, dobbiamo riprendere quelle che sono delle pratiche agronomiche, delle pratiche che venivano utilizzate e poi in alcuni casi purtroppo messe da parte. Sicuramente gli avvicendamenti culturali, le rotazioni saranno fondamentali. Le pratiche di preemergenza in alcuni casi sono indispensabili, ci troviamo in centro Italia ad avere delle situazioni veramente molto complicate, sono alcuni infestanti già citati come l'oietto che non riesce più a essere controllato e dobbiamo intervenire per forza con delle pratiche di preemergenza, quindi riscoprire queste pratiche ormai abbandonate e quindi questo sicuramente sarà importante e sarà importante in ottica appunto rotazioni riuscire ad avere un'alternanza dei meccanismi d'azione. Alternanza dei meccanismi d'azione riusciamo a portare sempre più avanti le nostre molecole. In quest'ottica dal prossimo anno, nella prossima annata, Syngenta lancerà un prodotto che sarà diciamo, a base prevalentemente graminicida, a base di 2 molecole che appartengono a 2 famiglie chimiche diverse, quindi andremo a prendere le infestanti su 2 situazioni diverse e questo sicuramente ci dà un respiro in ottica appunto di resistenze e questo è molto importante e sicuramente diciamo che per quanto riguarda la difesa anche quest'annata ha messo molto a dura prova i prodotti. Abbiamo avuto situazioni di trattamenti magari con il giorno dopo cariche di pioggia, anche 50-70 mm in un'ora, ok? Quindi stiamo mettendo veramente tanto a dura prova i nostri prodotti. E i prodotti diciamo, che hanno le spalle larghe, che riescono a essere un po' più performanti, quest'anno si sono visti, hanno fatto decisamente la differenza. E diciamo, per andare a completare sicuramente l'annata, quello che si spera adesso per il frumento sinceramente è che smetta diciamo, di piovere, o almeno che smetta di fare queste bombe d'acqua in modo tale da portare a una maturazione il più possibile diciamo, performante il grano, il frumento. Grazie. Chiudiamo un po' il discorso difesa e Diserbo, però aggiungiamo anche la biostimolazione e la nutrizione speciale e parliamo con Giovanni Chiumello di Diachem. Quindi anche con te una considerazione su quelle che sono state le malattie, ovviamente le fitopatie principali, però facciamo anche un ragionamento sulla nutrizione e sull'impiego anche e soprattutto, mi viene da dire, in campagne complesse come questa, di prodotti per la biostimolazione, no? Che magari aiutano le culture a superare quegli stress abiotici, no? Che altrimenti creano molti problemi. Prego. Grazie Lorenzo, buongiorno a tutti. Sì, confermo anche quello che hanno detto i colleghi delle altre società. Quest'anno sicuramente annata critica, diciamo ogni anno è un'annata critica. In questo caso per la zona qui del Polesine qualcosa si è salvato di più come precipitazioni, come ben detto, ma
effettivamente è sempre più critico e sempre di più dobbiamo comunque, sì, la filiera, ma dobbiamo anche fare squadra anche tra di noi come oggi, quindi partendo da una genetica molto valida, unita a difesa erbicida, fungicida, insetticida e biostimolazione, quindi una serie di tasselli per completare il puzzle, quindi portare a casa poi quella che è la produzione. Quindi per quanto riguarda Dierchem, sicuramente noi con produttori sementi polesani abbiamo introdotto quello che è Astrale 250C per quanto riguarda difesa, quindi si parla di un prodio con azzolo, quindi un'attività sistemica preventiva e curativa, però questo non basta. Ad oggi, sebbene abbiamo della genetica e una buona difesa, dobbiamo aggiungere quelli che sono alcuni prodotti che vadano a cercare di ridurre lo stress climatico e in generale lo stress che può subire la pianta. In questo caso è da diverso tempo che con produttori sementi polesani mettiamo in campo in particolare Pentac 5 Ala e quindi una parte di prodotti legati appunto alla nutrizione. Si parla di un fertilizzante liquido a base di un amminoacido intermedio, quindi acido 5 aminolebulinico, un precursore della fotosintesi. Questo amminoacido intermedio, legandosi a un atomo di magnesio, permette appunto alla pianta di favorire quello che è il processo fotosintetico. Questo si traduce in che cosa? Si traduce sostanzialmente in una riduzione dello stress da parte della pianta, un incremento di fotosintesi, quindi la pianta sviluppa di più e quindi accresce, sviluppa un cappellizzo radicale, una struttura anche dello stelo più forte, quindi in questo caso con condizioni climatiche avverse, quindi si evita anche in parte quello che potrebbe essere l'allettamento, che quindi poi è un danno comunque produttivo, e aiuta sicuramente la pianta a portare a termine quella che è la produzione. Ad oggi questo amminoacido intermedio lo trovate in un formulato appunto come detto Pentac 5 Ala, quindi si parla di un formulato che ha anche dentro NPK, quindi azoto, fosforo, potassio con boro e molibdeno. Dosaggi molto semplici perché si attestano circa su 1,5 litri di prodotto per ettaro. E con questo si è visto appunto che la pianta riesce comunque a tollerare meglio quelle che sono le condizioni climatiche avverse. In ultima, anche quest'anno abbiamo aggiunto un formulato diverso, si parla di Aminomix Vegetal, quindi un prodotto autorizzato in agricoltura biologica, ottenuto da idrolisi di vegetali e di alghe marine. Sostanzialmente si parla di un pool di amminoacidi di origine vegetale, quindi non di origine di carniccio, e in particolare la formulazione perché sono contenuti in nanoparticelle a basso peso molecolare che permettono di essere assorbiti molto rapidamente. Ecco, quindi l'insieme di strategia messa in piedi, come dicevo prima, dalla semente alla difesa alla nutrizione, può portare comunque a risolvere quelle che sono le problematiche che ci troviamo a combattere quotidianamente. Certo, e qua l'ottica è di una strategia preventiva, no? Come in realtà si dovrebbe sempre fare, no? Mai curativa, un'ottica appunto preventiva, considerando che di fatto oggi il doppio trattamento per la difesa, l'impiego di biostimolanti, la scelta di concimi di fertilizzanti magari più innovativi, più tecnologici rispetto ad altri, vanno visti come una sorta di assicurazione, no? Da mettere, come dire, in conto, ecco, sul conto culturale, vista l'imprevedibilità del medio. Esattamente, quindi dobbiamo partire sempre in preventivo, perché ovviamente è meglio prevenire che curare, come si suol dire, no? E qui siamo nelle stesse condizioni, quindi se portiamo la pianta nelle condizioni ottimali, prima della problematica, è possibile o è molto probabile che potremo avere il risultato. Certo. Quello che sta succedendo a livello meteo sui cereali paglia sembra, ecco, giustificare sempre di più l'impiego di una concimazione organica o organominerale, no? Da un punto di vista agronomico. In modo particolare, poi dopo insomma correggimi se sbaglio, considerare la possibilità di fare una concimazione pre-semina organica sui cereali può essere oggi, visto l'imprevedibilità del meteo, la scelta giusta per non trovarsi poi in ripresa vegetativa con piante magari troppo sviluppate e con problemi agronomici di questo genere. Tu cosa ne pensi? Intanto grazie, ringrazio anch'io dell'invito. Roberto Bonotto di Fomete. Allora, intanto non posso che associarmi alle parole dette dai colleghi precedenti a me sulla stagione e sulle difficoltà di prevedere e di intervenire.
mi viene di dire questo, che lo stiamo vedendo però da più anni, cioè sì, quest'anno è stato così, l'anno scorso c'era il problema della siccità, noi i giorni precedenti eravamo al sud, lì c'è un problema esattamente che è all'opposto e quindi lì ci sono temi esattamente opposti a quelli che abbiamo avuto qui. E cosa stiamo imparando da questi anni? Che effettivamente questi grandi temi sul clima e non solo su quello stanno diventando preponderanti. E quindi, non so, a me viene da dire questo, l'approccio che ormai da qualche anno facciamo, venendo anche un po' nel concreto locale con l'Arnaldo, è stato quello di mettere in piedi una linea di organici e organominerali al di là del prodotto commerciale, ma che si infilino in un percorso che ti possa dire non so cosa succederà nei prossimi mesi, e questo purtroppo lo stiamo vedendo molto bene, adotto delle tecniche che mi permettano di sbagliare il meno possibile, usando l'organico, poi che sia organico puro, che sia l'organico sulle stoppie, che sia il presemina, insomma poi qui si entra nelle dinamiche tecniche specifiche, però si utilizzano dei prodotti delle matrici che hanno delle azioni positive, sia che si vada nella direzione eccesso idrico, sia che si vada e quindi maggior capacità di ritenzione di quello che tu hai dato e quindi non lo perdi e via dicendo, e sia che vai nella direzione della siccità, perché insomma è ormai abbastanza consolidato che un terreno comunque con una forza spugnosa data dalla sostanza organica, che sia diffuso, che sia localizzata vicino al seme, ma anche qui altri aspetti tecnici, aiuta, sicuramente fa star meglio la pianta piuttosto che una non concimazione o una concimazione esclusivamente minerale, che non è che deve essere esclusa a meno che non ci sia il regime biologico, però l'organico è fondamentale da questo punto di vista. Un secondo aspetto che vorrei sottolineare, adesso cercando di collegarmi anche alle parole dette prima, la nutrizione per tantissimi anni è sempre stato un settore abbastanza conservativo, nutrizione uguali titoli, più o meno. Giustamente insomma è stato detto e Fomete su questo ci sta molto lavorando, sta investendo molto in termini di capitali e di persone. Oggi invece anche la nutrizione, come magari una volta era esclusiva azione degli antiparassitari, sono interventi che possono incidere nello specifico, quindi sì, presemina, va bene la copertura, ma appunto anche la possibilità di intervenire laddove c'è da correggere, al di là della carenza, la stimolazione della pianta, lo stress della pianta dovuto ai fenomeni che stiamo vivendo, insomma, al netto ovviamente di una grandinata che azzera il tutto. E noi i prodotti che lavoriamo con Arnaldo sono due, un terzo è stato inserito quest'anno, un NP che si chiama Organ Top, proprio specifico sul presemina, alla luce delle cose che ho detto prima, quindi un azoto fosforo però preservato dentro una sostanza organica umificata, pertanto non lo perdi se piove tanto, se c'è una situazione che poi si rivela essere invece siccitosa, tiene un po' più fresco, diciamo così, l'ambiente attorno al seme. Abbiamo un prodotto che è l'Extra Fertil PSP, l'abbiamo raccontato più volte, che è innovativo, è tradizionale ma innovativo perché oggi non lo fa più nessuno, cioè la distribuzione del prodotto organico sulle stoppie ma con un inoculo che ne favorisce la disgregazione, e mi piace anche pensare di avere un filo continuo con alcune cose che sono state affrontate nel giro che abbiamo fatto l'anno scorso, anche grazie al senatore, a Roma, sull'agricoltura conservativa, no? Cioè una nutrizione che non è nutrizione punto, ma va inserita dentro dei ragionamenti un po' più ampi, più complessi e che oggi sono inevitabili da fare, perché altrimenti rimani su una questione puramente commerciale ma un po' fine a se stessa, i problemi non li risolvi.
E poi c'è la novità di quest'anno, un titolo liquido ad alto titolo d'azoto contenente una quota minerale in varie forme azotate, però c'è anche qui una componente organica che è sia di stimolazione e sia di azoto organico, ma poi c'è anche lo zolfo, ma poi c'è anche il magnesio, e quindi si va a lavorare sì sulla spinta nella spigatura, ma anche sul verde della foglia bandiera, ma anche sullo zolfo delle proteine per il grano duro, cioè un intervento mirato, naturalmente compatibile anche nella miscelazione con gli antiparassitari e erbicidi. Ecco, non la voglio allungare molto. Ascoltandovi, permettimi 10 secondi, ascoltandovi, ascoltandoci e anche facendo un po' il pensiero che sono ormai 4-5 anni, no? Forse anche qualcosa di più, che si fanno queste giornate, e poi c'è stata appunto anche quella situazione a Roma, è stato detto anche un po' dal collega, sarebbe anche interessante ci fosse qualche spazio, qualche momento dove le società come le nostre si parlassero. Se la varietà ricercata da mio collega qui a fianco per cercare di contravvenire gli stress abiotici viene selezionata, magari quella varietà lì ha delle necessità nutrizionali per essere sostenuta particolari, non lo so, e allora chi propone nutrizione non ti propone un prodotto generico, ma va a cercare di soddisfare determinate caratteristiche, e così chi fa fitoiatria e quant'altro, cioè avere dei momenti dove le aziende, al di là degli aspetti squisitamente commerciali, si confrontassero su questi aspetti e non ci fossero i compartimenti stagni l'una non contro l'altra, ma insomma ognuno fa il suo mestiere e sull'altra cosa ci pensa qualcun altro. Ho l'impressione che quella famosa parola olistica che è venuta giù a Roma sia un po' la sintesi un po' anche di questo pensiero. Io la mia mission è abbastanza semplice. Io devo trovare possibilmente dei grani produttivi, dei grani che non abbiano problematiche dal punto di vista delle varie malattie. Devo avvicinare a tutto sto ambiente qua, devo avvicinare delle società e capire quali sono queste società che possono dare dei valori aggiunti sia all'azienda agricola che logicamente al produttore di sementi polesani. Non solo, ma in questi ultimi tempi ho la sensazione, visto anche i mercati, adesso non so se qualcuno, prima il senatore l'ha toccato questo tema in campo, l'Italia opera in un settore, soprattutto le derrate alimentari, che è un settore che sta diventando un settore da lupi, un settore molto difficile, caro Amidei, come giustamente dicevi tu. E quindi cosa dobbiamo e possiamo fare? Vabbè, al di là di avvicinare questi signori qua, queste multinazionali qua, che hanno prodotti efficienti, le società sementiere, anch'io devo ricercare prodotti che siano produttivi, ma ultimamente, come stai dicendo tu, sempre di più la filiera ci chiede cosa? Prodotti qualitativi. Oggi, a mio avviso, l'azienda agricola, voi aziende agricole, dovete anche produrre qualità. Sarà una strategia vincente per fare che cosa? Per affrontare i mercati. Che lo si voglia o no, le nostre filiere, la filiera in particolar modo carta, alluminio e barilla, è sempre più propensa alla ricerca della qualità. Sarà una lotta semplice? Non lo so, non lo credo, però io posso garantire che chi segue un determinati disciplinari, come state facendo voi, e chi ha potuto venire in campo tra ieri in Veneto, oggi in Emilia Romagna, ha visto i prodotti che realmente sono in campo. Sono dei prodotti altamente qualificati, abbiamo dei grani, non dico tra i migliori dello scenario, però abbiamo dei bei grani, loro lo possono confermare. Belli. Voi state portando avanti una strategia in cui state portando sul mercato dei grani eccezionali. Quindi, e vado a concludere,
io vi invito, oltre a produrre, perché questo sarà il vostro mantra, produrre, e nei prossimi anni voi dovete produrre e fare qualità. Là c'è un cartello della Barilla che è stato donato alla produttori sementi polesari da parte della Barilla, e quindi state portando avanti anche da qualche anno un discorso di sostenibilità, quindi produttività, sostenibilità e qualità. Sappiate che questi signori qua saranno sicuramente al nostro fianco e magari se pensano anche a un discorso economico-finanziario non sarebbe male. Voi siete stati questa mattina nella nostra azienda agricola accompagnati da mio padre Mario, che ha sicuramente cercato di mostrarvi il meglio che la società agricola Guidi aveva da offrire, ma non dimentichiamoci che siamo reduci da settimane di catastrofi naturali e di mutamenti climatici ormai innegabili che hanno falcidiato le nostre produzioni. Le frutticole in primis, con grandine, vento, pioggia, che hanno anche ritardato le semine e allottato il frumento. Lorenzo prima ci ricordava che probabilmente quest'anno le produzioni di grano duro non raggiungeranno i 3,5 milioni di tonnellate. Non aspettiamoci un'annata così favorevole per tutte le colture che abbiamo qui nel Ferrarese. La verità è che il nostro mercato ormai è inondato dal grano che arriva dall'est Europa e quindi anche nonostante ci siano questi sentori di un mercato e per una campagna che si sta per aprire non così favorevole, i prezzi non hanno risentito di ciò, non sono migliorati. Io ringrazio il senatore Amidei che è qui con noi oggi anche per la bella gita a Roma di qualche mese fa, e mi prendo uno spaziettino per fare un piccolo appello alla politica in questo caso, perché noi parliamo di catastrofi, parliamo di eventi calamitosi e il tema quindi delle assicurazioni per le imprese agricole non può non essere al centro della discussione politica nelle prossime settimane. È impossibile chiedere a un imprenditore agricolo di assicurarsi senza sapere veramente che cosa gli costerà assicurare il proprio prodotto. Con un mercato così incerto, che cos'è che fa la differenza poi per un'impresa? Lo diceva benissimo Arnaldo prima, la qualità e il far parte di una filiera che ci tiene e ha bisogno, sottolineo ha bisogno, di avere grano italiano, grano di qualità. E quindi per noi imprenditori diventa fondamentale non vivere più la filiera in maniera passiva, ma essere attori veri di una promozione del grano italiano, di un grano di qualità che banalmente possiamo fare solo noi. La verità è che sono anni estremamente difficili e questa situazione climatica, il problema delle assicurazioni si va a sommare a un'incertezza generale che sta pesando sulle aziende agricole. Siamo al primo anno di sperimentazione di una nuova PAC che sembra molto più indirizzata verso il green, verso l'ecologia, che verso il sostegno alle produzioni agricole, il sostegno alle imprese agricole, a chi veramente vuole produrre, a chi veramente è il pilastro dell'economia, soprattutto del nostro territorio. È anche il primo anno di sperimentazione di Agricat, un meccanismo assolutamente farraginoso e con delle modalità di accesso, delle modalità di verifica, ma soprattutto con una quantità di denaro, una disponibilità di denaro assolutamente insufficiente a ristorare gli agricoltori che effettivamente hanno subito dei danni. Tra circa 2 settimane saremo chiamati a votare per le elezioni europee e forse in questo momento sarà ancora più importante valutare bene chi manderemo a rappresentarci, non solo come paese, ma soprattutto come categoria, come imprese agricole. E dico imprese perché spesso ci si dimentica, e credo che a Bruxelles negli ultimi anni se lo siano dimenticati un po' troppo spesso, che l'agricoltura, soprattutto quella europea, quella italiana, non è un'agricoltura di sussistenza, non è un mestiere che si fa, ma sì perché è il mestiere di famiglia, se anche ci perdo non cambia nulla. È un vero e proprio modello economico, un modello di business che deve poter marginare, che deve poter dare soddisfazione a tutti gli attori della filiera, agricoltori in primis. Quindi ben venga un processo anche di cambiamento, speriamo di revisione di quella che è stata la PAC fino ad oggi e soprattutto la speranza mia, ma di tutte le imprese agricole, è che si ritorni a porre l'agricoltura al centro, ma un'agricoltura produttiva, un'agricoltura che ha voglia di essere innovativa, ha voglia di innovare, ha voglia di fare e ha voglia di dare il proprio contributo anche all'innovazione e al proseguire del nostro paese, che è veramente un'eccellenza a livello di produzioni agroalimentari e non può rimanere fanalino di coda molto a lungo.
Quindi il mio auspicio per il futuro è che la nuova PAC possa essere, la PAC che verrà ormai, perché la nuova PAC è quella attuale, tocca dire, sia scritta tenendo ben presente che le nostre imprese ci sono e devono poter avere voce in capitolo per poter produrre meglio, per poter produrre di più e per poter sostenere anche una filiera che ha fame di prodotti italiani. Oggi sono qui come politico, come parlamentare, senatore della Repubblica, componente della 9ª Commissione Agricoltura e Industria, ma anche presidente di un importante intergruppo parlamentare che è quello del Made in Italy, dell'innovazione. Ma io soprattutto sono coinvolto in più vesti, che va da quella dell'agricoltore a quella del tecnico, perché ho fatto parte, vedo qui anche, con alcune aziende ho lavorato, e addirittura vedo l'Imagren, l'abbiamo introdotta noi quando era ancora in accordo con Rompulin in Italia, dobbiamo andare indietro nel 92, sì. Ci ho passato un po' di tempo, quindi sia come tecnico ma anche come politico, dove oggi particolarmente vi complimento per questo momento di incontro, si parte da chi produce, dall'agricoltore, dai rappresentanti del mondo agricolo come la dottoressa Guidi, presidente di Confagricoltura a Ferrara, ma chiaramente dai tecnici, per arrivare poi a chi vende i prodotti, quindi il commerciale, e a chi fa comunicazione come il dottor Andreotti. Ma devo dire anche che sotto certi aspetti mi trattengo, ma posso anche essere criticato per quello che dico, ma va riconosciuto un impegno particolare a questo governo, perché è stato accennato prima al Green Deal, all'agenda verde europea. Ci ricordiamo le manifestazioni del mondo agricolo in Francia, Germania, in Italia, le difficoltà che altri paesi hanno subito per quanto riguarda il costo del gasolio agricolo, a cui veniva tolto l'aiuto, pensando che non avesse senso, perché bisognava puntare ad un'agricoltura verde, un'agricoltura compatibile con quella che è la transizione ecologica piuttosto che quella energetica, non facendo i conti invece con una realtà ben diversa. Io stesso accennava prima la dottoressa Guidi anche a Roma un convegno per attirare l'attenzione, ma fare anche un focus su alcuni prodotti che corrono il rischio di essere tolti dal mercato, e parlo di prodotti per la protezione delle piante, prodotti che vanno dal fungicidi ad altri prodotti, che vuol dire eliminare certe colture, non riesci più a farle, per cui puntare, perseguire, andare verso l'obiettivo di un'agricoltura che inquini meno è insita prima di tutto nell'agricoltore. Noi non è casuale che abbiamo con una legge creata la figura dell'agricoltore custode del territorio e dell'ambiente. Non è che questo cambi l'agricoltura, è un riconoscimento per chi non conoscesse il compito che ha l'agricoltore, che è anche custode dell'ambiente e del territorio. Noi abbiamo un compito che deve esserci riconosciuto. Il territorio viene salvaguardato, viene manutenzionato grazie a quello che l'agricoltore fa, che poi è anche imprenditore, ma l'agricoltore è anche custode dell'ambiente e del territorio. Ma il segnale forte che questo governo ha dato è stato quando appunto ha bloccato questa tendenza verso questa agricoltura che non rispettava l'agricoltura. E la nostra presa di posizione attuale è ancora in questa direzione.
l'abbiamo visto anche per essere stato il primo paese che ha detto no al cibo sintetico. Siamo quel governo che ha detto sì all'ETEA. Siamo quel governo che oggi è venuto in commissione questa settimana, porteremo in approvazione quello che è il decreto agricoltura. E immagino ci siano rappresentanti del mondo sindacale, Confagricoltura, ci siamo già sentiti, perché chiaramente inizierà un corso di audizioni dove verranno apportate richieste, modifiche, attenzioni su particolari aspetti del mondo agricolo. Pertanto devo dire che sembra quasi banale, ma dire no al cibo sintetico vuol dire salvaguardare il nostro prodotto. È vero, noi stiamo pagando un momento difficile da un punto di vista del mercato. Si parla di grano, il grano particolarmente sta soffrendo inutili prezzi a cui viene pagato e facciamo fatica a coprire i costi di produzione. Sono note le ragioni, le origini del problema, la guerra ucraino-russa, prodotti che transitano attraverso frontiere, si è accennato prima quella turca, il grano canadese, cui lo stesso non è soggetto ai disciplinari nostri. Più volte è stato ribadito questo discorso, l'utilizzo del glifosate, questi grani, quando da noi ovviamente giustamente non è consentito. Ma devo dire che particolarmente nell'ultimo Consiglio europeo il Presidente Meloni ha fatto dei temi dell'agricoltura i temi principi della sua relazione, che abbiamo approvato in Senato. Pertanto dire che il futuro sarà roseo davanti, non me la sento di dirlo, noi stessi non ci crederemo mai, perché chi nasce agricoltore nasce insito nel suo DNA, nella sua famiglia di origine, il sacrificio. Ma un sacrificio che però deve essere compensato. Non possiamo più pensare che l'agricoltore possa essere quello che campa perché c'ha l'orticello vicino a casa, perché c'è ancora le 3 vacche dove mungere il latte, piuttosto che, poveretto, cambiarsi la macchina ogni 20 anni per prendere un'utilitaria. L'agricoltore è un imprenditore di tutti gli effetti, deve avere la dignità che merita, è uno che deve fare i conti con i bilanci, con l'economia, con i mercati, ma soprattutto con una difficoltà molto maggiore rispetto ad altri imprenditori, che è la componente tecnica. Abbiamo meteo inteso come aspetto meteorologico. È stato detto prima, le condizioni del tempo condizionano molto la nostra produzione aziendale, la qualità dei prodotti e conseguentemente anche le difficoltà aumentano. L'aspetto assicurativo sarà uno dei temi che dovremo affrontare in questo decreto agricoltura. Quindi dovremo tutelarci il più possibile, cercare di pianificare, programmare, prevenire, con questo termine tante volte anche inflazionato, ma assolutamente vero, per evitare di subire danni quando ormai non si può più porre rimedio. Quindi situazioni che ci vedono impegnati quotidianamente, ripeto, il mio ruolo stesso è non per passare il tempo o per rubare soldi ai cittadini come facilmente a volte il politico viene additato, ma è un compito ben preciso di una persona che vive il mondo dell'agricoltura da sempre, sia per origini familiari, per storia, per investimenti, cui io stesso sto facendo perché ci credo nell'agricoltura. A volte non so se l'imprenditore deve essere un po' animato da un po' di incoscienza, ancora penso che l'agricoltura possa essere il futuro della nostra umanità. Noi abbiamo un qualcosa in più rispetto agli altri, ce lo diciamo tante volte, noi siamo il Made in Italy, noi siamo il know-how,
siamo quelli che producono il cibo migliore al mondo, sia dalla produzione alla tavola, il famoso fatto, un termine che mi piace usare, perché siamo bravi a produrre, siamo bravi a cucinare, siamo bravi a preparare il cibo. Dobbiamo difenderci da quei mercati che tante volte ci rubano i nostri prodotti falsificandoli, quindi questo è un compito che ci spetta. Ma posso dire che particolarmente, e lo abbiamo dimostrato anche nella scelta del Dicastero dell'Agricoltura, chiamandolo della sovranità alimentare, non per una ragione politica legata a un sovranismo politico, ma sovranità alimentare, per difendere i nostri prodotti. E chiaramente chi produce i nostri prodotti, cioè gli agricoltori. C'è un'attenzione, devo dire, particolare. Io ho fatto parte anche di un'altra legislatura, ero all'opposizione nella 17esima, questa è la 19esima, ero in Commissione Agricoltura, ma c'era un altro atteggiamento. Le difficoltà sono aumentate però, perché le difficoltà sono aumentate, ci sono frontiere nuove da affrontare, come quello che ho detto prima di questa transizione ecologica, transizione energetica verso il risparmio, cercare nuove tecnologie, ma qui sicuramente il parterre è molto qualificato, individuando anche da un punto di vista genetico, selezionando specie, evoluzione assistita, l'abbiamo sentito prima, perché difficoltà di carattere idrico, nutrizionale, climatico possono darci prodotti ancora di ottima qualità e anche da un punto di vista produttivo devono essere remunerativi. Ciò che tante volte chi non conosce l'agricoltura non sa che produrre di più è una condizione fondamentale perché l'azienda possa stare in piedi. Per cui, e chiudo il mio intervento, se verrebbe da parlare, ma ripeto, la mia disponibilità è continua in qualsiasi momento, sia per fare focus sulla situazione, fare il punto. Intanto rinnovo i complimenti per questa giornata e auguro a tutti un buon lavoro e una buona campagna